Buondì, benchiatadis e benchiatats, dober dan in dobrodošli, guten Tag und willkommen, buongiorno e benvenuti. Comincio con questo saluto di benvenuto nelle quattro lingue del Friuli e quindi della regione che aggrega la maggior parte del Friuli con la zona di Trieste, la regione Friuli Venezia Giulia. Un messaggio di saluto e di benvenuto che vuole essere rispettoso, accogliente, plurale, pluralista e che ci permette anche di entrare direttamente nell'argomento di questo nostro incontro, dedicato a lingue, diritti e identità per l'Europa unita nella diversità. Quello che vi propongo è un viaggio, chiamiamolo così, veloce, dedicato al processo di integrazione europea e alla promozione della diversità linguistica e alla tutela delle minoranze. Comincerei con qualche riferimento, chiamiamolo così, di carattere teorico, con qualche richiamo ad alcune delle parole chiave che caratterizzano questo tema. Successivamente vi proporrò una sorta di lettura del processo di integrazione europea in base all'attenzione manifestata da quelle istituzioni che sono nel contempo un risultato di uno strumento del processo di integrazione europea stesso. Attenzione, dicevo, manifestata in azioni, in documenti ufficiali, documenti aventi anche forza giuridica, almeno in qualche caso, sicuramente aventi una rilevanza politica, che riguardano la diversità linguistica e culturale, il plurilinguismo e la tutela delle minoranze, per poi giungere a una qualche conclusione rispetto a questo percorso che vi propongo. Comincerei a parlare di minoranza e minoranze, in particolare riprendendo un paio di definizioni generali di minoranza che sono state elaborate qualche decennio fa, in particolare nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, allo scopo di indirizzare e promuovere in maniera concreta principi e azioni di tutela. La prima definizione è quella che recuperiamo dallo studio condotto da un gruppo di esperti coordinato dal giurista italiano Francesco Capotorti e pubblicato verso la metà degli anni 70 del secolo scorso. In estrema sintesi, la definizione di minoranza, in termini generali, proposta da Francesco Capotorti è la seguente: un gruppo numericamente inferiore rispetto al resto della popolazione di uno Stato, che si trova in una posizione non dominante, i cui membri hanno caratteristiche culturali, religiose o linguistiche che sono differenti da quelle del resto della popolazione e manifestano, anche se soltanto in maniera implicita, un senso di solidarietà indirizzato al mantenimento e allo sviluppo della loro cultura specifica, delle loro tradizioni, della loro religione o della loro lingua. Questa è una prima definizione che si applica a diverse tipologie di minoranze e anche a diversi molteplici casi specifici.
Negli anni '80, sempre in ambito delle Nazioni Unite, questa stessa definizione è stata ripresa ed è stata per certi versi ancora più sviluppata, inserendo ancora un elemento qualificante molto significativo. Chi se ne è occupato? Un gruppo di lavoro guidato dal giurista canadese Jules Deschamps, che intorno alla metà degli anni '80 del Novecento proponeva quest'altra definizione di minoranza. Un gruppo di cittadini di uno Stato che si trova in una posizione non dominante all'interno dello Stato stesso, caratterizzato dalla condivisione di elementi culturali, religiosi o linguistici che sono diversi e che li differenziano gli appartenenti a questo gruppo rispetto alla maggioranza della popolazione, che hanno un senso di solidarietà l'uno con l'altro, motivato, anche se soltanto implicitamente, da una volontà collettiva di mantenere le caratteristiche culturali, religiose e linguistiche comuni e quindi di mantenersi in vita come gruppo, come comunità, e il cui obiettivo principale però è quello di raggiungere una situazione di equità, di eguaglianza formale e sostanziale con la maggioranza, con il resto della popolazione. Nella frase in inglese si legge whose aim is to achieve equality with the majority in fact and law. Quindi l'obiettivo di raggiungere una eguaglianza con il resto della popolazione, con la maggioranza, in termini concreti e dal punto di vista formale e giuridico. Sono due definizioni in cui in particolare noi riconosciamo le minoranze identificate come gruppi di persone che condividono un elemento o più elementi di carattere, potremmo dire, identitario, culturale, religioso, linguistico, elementi che sono distinti, differenti rispetto a quelli condivisi dalla maggioranza della popolazione di uno Stato, dello Stato di cui essi stessi sono cittadini, e che in maniera esplicita o quantomeno in maniera implicita, sulla base di questa condivisione di valori identitari, culturali, linguistici, religiosi, eccetera, eccetera, c'è una volontà, in qualche maniera, di esistere come comunità e precisazione in particolare suggerita dal gruppo di lavoro guidato da Jules Deschamps, questa volontà di sopravvivere, di esistere come comunità con delle proprie peculiarità è legata altresì alla volontà di poter esprimere queste peculiarità senza discriminazioni e in maniera sostanziale e formale in condizioni di eguaglianza. Questo anche per ridurre o superare quella posizione non dominante nella quale ciascuna di queste comunità di minoranza si trova. Ecco, diciamo che in queste definizioni piuttosto generiche troviamo però gli elementi fondamentali di quella che può essere una situazione di minoranza, una comunità di minoranza e potremmo dire una comunità minorizzata. C'è un elemento di diversità rispetto alla maggioranza, un elemento di diversità appunto di carattere
identitario, culturale, religioso, linguistico, rispetto alla maggioranza, in particolare rispetto alla maggioranza che all'interno degli stati nazionali si presume un tutto omogeneo. Pensate per esempio alla teorizzazione nazionalista promossa e proposta da Alessandro Manzoni in quella poesia che si chiama Marzo 1821, che parla di nazione una d'arme, di lingua d'altare, l'ipotesi che ci sia una comunità omogenea dal punto di vista linguistico, culturale e religioso, alla quale debba corrispondere uno Stato che promuove anche con l'unità politica e anche con l'unità militare quella stessa unità linguistica, culturale e, come diceva Manzoni, anche religiosa. Ecco, le minoranze sono gruppi di persone che hanno riferimenti linguistici, culturali, spesso si usa la parola etnici, ma l'etnicità è una dimensione culturale se noi ci pensiamo per bene. Sicuramente non ha a che fare col DNA, sicuramente non ha a che fare con il colore della pelle e non ha a che fare con la razza che, come molti grandi esperti ci ricordano, in realtà è un concetto che non esiste. Ma appunto c'è questo elemento di diversità, posizione non dominante, elemento quantitativo, cioè una diversità condivisa da un gruppo di persone che è più piccolo rispetto al resto della popolazione dello Stato e che si trova appunto in una posizione non dominante con difficoltà oggettive e soggettive nell'esprimere, nel condividere i propri elementi linguistici, culturali, religiosi, di tradizioni, eccetera, eccetera. E rivendicano i membri di questi gruppi diversi dal punto di vista qualitativo e più piccoli dal punto di vista quantitativo, condizioni di eguaglianza per poter essere se stessi rispetto al resto della popolazione, rispetto alla maggioranza. Sulla base di queste, diciamo, specifiche che ho utilizzato per riprendere le due definizioni, quella del gruppo guidato da Francesco Capotorti e quella del gruppo guidato da Jules Deschênes, che perfeziona, precisa ulteriormente quella di Capotorti, possiamo in qualche maniera comprendere anche che cosa in generale possa voler dire tutela delle minoranze. La tutela evidentemente risponde a esigenze di riconoscimento della pluralità, del pluralismo linguistico, culturale, religioso, eccetera, eccetera. Risponde evidentemente all'esigenza di superare discriminazioni e condizioni di non eguaglianza formale e sostanziale e sostanzialmente, per quanto riguarda in particolare l'elemento linguistico, che è l'elemento che caratterizza quelle che, secondo l'articolo 6 della Costituzione della Repubblica Italiana, vengono definite minoranze linguistiche, cioè quelle comunità che sono differenti dal punto di vista linguistico rispetto alla maggioranza della popolazione, che costituiscono evidentemente gruppi più piccoli rispetto al resto della popolazione dello Stato, che sono comunità formate da cittadini dello Stato stesso, i quali hanno una lingua diversa e intendono più o meno implicitamente, esplicitamente utilizzarla, e nella rivendicazione di utilizzare e condividere questa lingua esprimono più o meno esplicitamente o implicitamente anche una volontà di essere riconosciuti titolari di diritti speciali
finalizzati in realtà a una condizione di eguaglianza formale e sostanziale con il resto della popolazione. Bene, se noi parliamo di minoranze linguistiche, in particolare la tutela riguarda le comunità, intese come gruppi, i singoli individui appartenenti a queste comunità, le rispettive lingue, intese anche come patrimonio culturale, non solo di queste, delle persone appartenenti a queste comunità di minoranza, e i diritti delle persone appartenenti alla comunità di minoranza. Già in base a queste diverse declinazioni di quelli che sono i destinatari della tutela, gruppi di persone, singole persone, lingue o culture e così via, diritti, riusciamo a capire come la tutela delle minoranze in realtà sia qualcosa che non riguarda soltanto le minoranze, ma riguarda l'intera cittadinanza, l'intera comunità territoriale in cui le minoranze sono presenti, gli stati nel loro complesso in cui le minoranze sono presenti. E viene in mente a questo proposito una frase attribuita a Gandhi, il quale sembrerebbe che avesse detto che il livello di democrazia di uno Stato si valuta sulla base del livello di tutela che è garantito alle minoranze. Potremmo ulteriormente aggiungere che in una logica di cittadinanza multiculturale, anche multilivello, con riferimento a una comunità territoriale in cui sono presenti le minoranze, possiamo chiamarle linguistiche, ma talvolta vengono definite anche etniche, culturali, oppure nazionali, riprendendo il testo, per esempio, della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, che è una delle 2 convenzioni del Consiglio d'Europa dedicate alla tutela delle minoranze. In tutti questi casi l'elemento linguistico è significativo, ma in realtà un'azione di tutela, soprattutto nel 2021, non riguarda solo gli appartenenti al gruppo di minoranza, ma riguarda in realtà l'intera popolazione, non solo perché è un beneficio per tutti, se c'è tutela, riconoscimento, valorizzazione della diversità, in termini sia di prevenzione o soluzione dei conflitti, di garanzia soprattutto dei diritti fondamentali e di valorizzazione di un patrimonio culturale plurale e comune. Ma per certi versi le azioni di tutela, soprattutto si sono riferite all'ambito linguistico, in realtà abbracciano l'intera popolazione, minoritari o maggioritari che siano. E infatti le azioni di tutela più avanzate, con riferimento alla lingua in particolare, sono quelle attuate mediante la realizzazione di politiche di pianificazione linguistica finalizzate alla promozione, anche alla garanzia di un uso reale e concreto nelle singole comunità di riferimento delle diverse lingue, in particolare delle lingue che si trovano in condizioni di minoranza. Accanto alla definizione di minoranze linguistiche, che appunto ci permette di applicare quella nozione di minoranza in termini generali riprese da Capotorti e Deschênes con riferimento specifico all'elemento lingua, noi possiamo, lo dicevo già prima, fare riferimento anche ad altre nozioni, come per esempio minoranze nazionali, indipendentemente dal fatto che la lingua che caratterizza la minoranza sia una lingua dominante o meno in qualche altro stato nazionale, magari oltre confine.
quindi una definizione come quella di minoranza nazionale, come si deduce anche dai monitoraggi del Consiglio d'Europa sull'applicazione della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali nello Stato italiano, si riferisce tanto alle comunità germanica del Sud Tirolo o alla comunità slovena del Friuli e di Trieste, quanto alla comunità sarda di Sardegna, alla comunità friulana del Friuli o alle comunità rom e sinti presenti in diverse regioni dello Stato italiano. Le politiche di tutela che riguardano in particolare l'elemento linguistico, dicevo, si realizzano attraverso azioni di politica linguistica, di pianificazione linguistica, cioè attraverso azioni che permettono la presenza sociale di quella che è la lingua minoritaria, ma noi possiamo chiamarla più chiaramente lingua minorizzata, perché la condizione di minoranza non è esclusivamente riferita a una dimensione, chiamiamola quantitativa. La minoranza è un gruppo più piccolo, la lingua di minoranza è una lingua meno usata, ma in realtà, come deduciamo per esempio dalle definizioni che ricordavo prima, la minoranza non esiste in sé, ma esiste perché si trova in una posizione non dominante a causa delle proprie specificità linguistiche, culturali, religiose, eccetera, eccetera. E quindi una lingua è la lingua della comunità di minoranza, è minoritaria, o meglio, è minorizzata perché si trova in una posizione non dominante, si trova in una posizione in cui, per esempio, non è ammesso, non è stato ammesso a lungo il suo uso pubblico, il suo insegnamento e apprendimento e utilizzo nell'ambito dell'istruzione, il suo uso nelle istituzioni, nei servizi, nelle amministrazioni pubbliche, il suo uso e utilizzo nei media o nella produzione culturale. Le azioni di tutela, pertanto, seguendo una logica di pianificazione linguistica, si propongono di dare a queste lingue minorizzate condizioni migliori di deminorizzazione, evidentemente a vantaggio di coloro i quali in queste lingue riconoscono una parte di sé, gli appartenenti appunto ai gruppi per cui implicitamente o esplicitamente questo elemento linguistico è significativo. Ma, ripeto, nel 2021, in una società multiculturale, la diversità linguistica, la possibilità di utilizzare, conoscere le lingue presenti in un ambito territoriale in cui magari accanto a una lingua dominante in realtà ce n'è un altro, ce ne sono più di una, come nel nostro caso, in una dimensione sia friulana che regionale, insomma, diventano qualcosa di utile, positivo per l'intera popolazione, un fattore di coesione sociale. Quindi la tutela delle minoranze di per sé non è solo tutela delle minoranze a vantaggio delle minoranze, ma in realtà è qualcosa di utile e positivo e vantaggioso per tutti, anche per le maggioranze. E in ambiti territoriali in cui insistono le minoranze stesse, per quanto riguarda in particolare l'elemento linguistico, l'azione di tutela in realtà prevede, soprattutto se attuata con una logica moderna, inclusiva, rispettosa e positiva, che per esempio l'uso e l'insegnamento pubblico dell'apprendimento della lingua nelle scuole sia un qualcosa messo a disposizione dell'intera popolazione. Per esempio, con riferimento alla lingua friulana, di Furlans Patox, di persone che invece vivono in Friuli da un tempo più recente, o anche persone appena arrivate in Friuli, magari dall'altra parte del mondo.
per esempio proprio il mondo dell'immigrazione, della nuova immigrazione, ci fa capire l'importanza della diversità linguistica come fattore di coesione sociale, quindi non è un caso avere a che fare magari con persone di origine albanese o di origine del Camerun, che i friuli non hanno problemi a capire e parlare anche abbastanza fluentemente, con una certa consuetudine, forse addirittura qualcuno leggere e scrivere, in friulano, anche perché per chi arriva dal Camerun, dove già solo come lingue dominanti coloniali esistono il francese e l'inglese, o arriva per esempio dal Kosovo, dove esiste l'albanese e il serbo, non è un trauma arrivare in Friuli e scoprire che non c'è solo, essendo parte della Repubblica Italiana, l'italiano, ma esiste anche il friulano, ma esiste anche lo sloveno, ma esiste anche il tedesco. Oppure, come viene anche per esempio in Catalogna, chi arriva magari appunto da lontano in Catalogna scopre che esiste un'altra lingua a parte lo spagnolo, in realtà esiste anche l'occitano nella Val d'Aran, e normalmente anche grazie a una politica linguistica avanzata, sviluppata in quel territorio, in quella comunità territoriale, acquisisce, impara anche la lingua propria del luogo. E questo è un elemento di coesione sociale, di inclusione, di confronto. Tanto è vero che, per esempio, proprio dalla Catalogna arrivano questi esempi interessanti di riconoscimento della diversità e delle specificità anche dei nuovi cittadini. Per esempio, con i dizionari bilingue catalano, insomma, arabo, catalano tamazì, berbero, quindi una lingua di minoranza che magari nei propri territori di origine non è così riconosciuta, oppure anche catalano guaraní, con riferimento a una delle lingue del Sud America, anche un modo per accogliere anche immigrati magari sudamericani che in Catalogna arrivano e dicono: ma perché io devo imparare il catalano se parlo castigliano? E però, insomma, in una logica di rispetto, di dialogo, di confronto, in maniera intelligente, per esempio in Catalogna vengono fatte queste azioni di promozione. Definito sinteticamente che cos'è una minoranza linguistica o anche una minoranza variamente aggettivata, etnica, culturale, nazionale, ma nella cui condizione sia di minorizzazione che di rivendicazione di identità, che di rivendicazione di diritti, l'elemento linguistico è significativo, è ricordato come la tutela in generale sia un beneficio non soltanto per la minoranza, ma anche per la maggioranza, e lo sia ancora di più in una logica di, per esempio, comunicazione, educazione e, diciamo, cittadinanza multilingue, multiculturale, sia qualcosa di importante per tutti. A questo punto possiamo dare un'occhiata velocissimamente al processo di integrazione europea e a come questi aspetti siano, da un punto di vista teorico, molto importanti e acquisiscano una certa rilevanza sia teorica che pratica all'interno del processo di integrazione. E anzi, potremmo in qualche maniera considerare la promozione della diversità linguistica e culturale, la tutela delle minoranze, la promozione delle lingue di minoranza come delle lenti per guardare, leggere, valutare anche la qualità del processo di integrazione europea. Allora, intanto ricordiamo le buone ragioni che stanno alla base della tutela delle minoranze e della promozione della diversità linguistica. In primo luogo, appunto, rispetto alla presenza di lingue minorizzate, comunità minorizzate, persone minorizzate, una situazione di minorizzazione che è legata ad una posizione non dominante,
ad una situazione di diseguaglianza in termini formali e sostanziali, e quindi di violazione di diritti e di libertà fondamentali, e quindi di discriminazione, promuovere la tutela e quindi la deminorizzazione di lingue, comunità, persone, è sicuramente qualcosa di buono e giusto. Riconoscere in maniera attiva il principio di non discriminazione e in maniera attiva il principio di eguaglianza, collegato al diritto di essere, sentirsi e potersi sentire diversi, differenti, al diritto di ciascuno di esprimere se stesso, al diritto di usare la lingua propria in maniera normale, come una lingua normale di comunicazione. E ancora di più in una logica inclusiva, multiculturale, di mettere a disposizione di tutte le diverse collettività territoriali le lingue del territorio stesso, affinché possano essere utilizzate da tutti, indipendentemente dal fatto che sia, tra virgolette, la mia, la tua, diventano tutte le nostre, e anche questo è un elemento positivo. Il tutto trova, dal punto di vista teorico, diritti, pluralismo, eguaglianza, democrazia, riferimenti forti nella stessa idea di unità e di integrazione europea. Le ragioni, le motivazioni, le finalità del processo di integrazione europea sono appunto ragioni di pace, di superamento, prevenzione dei conflitti, di unità, di democrazia, di eguaglianza, di rispetto della diversità, di condivisione. Il tutto è esplicitato in quello che è il motto dell'Unione Europea: unità nella diversità. Potremmo osservare che a un motto, un ideale europeo ed europeista di unità nella diversità, corrisponde in maniera antitetica quell'ideale in realtà nazionale, nazionalista, che è stato un po' l'elemento fondante di tutti gli stati nazionali, in particolare in Europa, che invece, appunto, riprendendo Manzoni, che ricordavamo già precedentemente, l'idea di nazione, una d'arme di lingua d'altare, in realtà propone un'altra visione di unità, l'unità nella omogeneità, e quindi nella negazione della diversità. E proprio questa teoria di negazione della diversità diventa prassi da parte degli stati nazionali, in particolare negando o riducendo gli spazi alla diversità, per esempio linguistica e culturale. E da lì che infatti deriva la situazione, la condizione di minoranza della lingua, delle persone, delle comunità, dei diritti negati. Se noi consideriamo questi aspetti teorici e leggiamo la storia dell'integrazione europea utilizzando queste lenti specifiche della promozione della diversità linguistica e culturale e della tutela delle minoranze, possiamo riconoscere in quel percorso che parte alla fine della Seconda Guerra Mondiale e giunge ai giorni nostri, in realtà è un percorso che è ancora in pieno svolgimento e sviluppo, anche se magari non sempre in maniera lineare, 4 diverse fasi che si riferiscono a pluralismo linguistico e culturale, promozione e valorizzazione della diversità e tutela delle minoranze, ma che altresì ci permettono di fare anche qualche ragionamento più in generale sull'integrazione europea. La prima fase
è la fase che va dal 1945 al 1960, nella quale noi vediamo le istituzioni europee allora esistenti, quelle che iniziano la loro attività, occuparsi in maniera limitata, se non addirittura non occuparsi per nulla di queste questioni. Da una parte abbiamo il Consiglio d'Europa, che nasce nel 1949 e che si propone come organizzazione internazionale classica, intergovernativa, di promuovere però democrazia, diritti fondamentali e anche diversità culturale e sviluppo, che come primo atto formale e sostanziale della sua esistenza si dota di una convenzione che riguarda i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, elaborata all'inizio degli anni 50 e in vigore dal 1953, nella quale troviamo un riferimento generale al principio di non discriminazione e anche un riferimento più specifico al principio di non discriminazione in base alla lingua. Nell'ambito comunitario, la nascita della CECA e poi con i trattati di Roma della Comunità Economica Europea e dell'Euratom, invece in questo momento non troviamo alcun riferimento. All'interno del Consiglio d'Europa è interessante mettere in evidenza che viene costituito ancora prima della fine degli anni 50 un'istituzione specifica con i rappresentanti dei poteri locali, dei singoli territori, che verrà poi successivamente allargata anche ai rappresentanti dei cosiddetti poteri regionali, cioè le istituzioni substatali territorialmente più significative. E questa attenzione da parte di un'organizzazione intergovernativa che non aggrega solo 6, come succede nel caso delle iniziali comunità europee, stati fondatori, ma ne aggrega di più e ne aggregherà sempre di più in una logica di appunto organizzazione intergovernativa classica. È interessante mettere in evidenza come si ponga sin dal principio la questione della rappresentanza dei territori e delle istituzioni substatali e locali. Nell'ambito del Consiglio d'Europa, e per questo entriamo in una seconda fase che va dal 1960 al 1979, che potremmo considerare come una fase di transizione, la necessità di riempire di ulteriori contenuti l'affermazione di non discriminazione in base alla lingua è oggetto di iniziative dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, cioè un'assemblea di rappresentanti dei parlamenti degli Stati membri, e soprattutto di quel comitato o commissione che aggrega i rappresentanti delle istituzioni locali e regionali, che in più riprese prendono posizione a favore della promozione della diversità linguistica e culturale in Europa e della tutela delle minoranze. Su questi temi prendono posizione anche i comitati dei ministri della cultura del Consiglio d'Europa e anche altre istituzioni sempre all'interno del Consiglio d'Europa. Nel corso degli anni 60 e ancora di più nel corso degli anni 70, quando la questione tutela delle minoranze assume una rilevanza ancora maggiore proprio all'interno dei diversi stati europei. Basti pensare al caso dello Stato italiano oppure al caso dello Stato francese o al caso del Regno Unito o ancora
alla fine degli anni 70, con la transizione democratica dal franchismo a ciò che poi è il post-franchismo nel Regno di Spagna, appunto, al caso dello Stato spagnolo. E questo tema diventa significativo anche nell'ambito delle comunità europee, non nella prima fase, 45-60, non particolarmente nella seconda, in cui appunto l'attenzione rispetto a questi temi è manifestata, direi, dal Consiglio d'Europa nelle sue diverse articolazioni. Poi all'interno di questa nuova entità, la conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, che si propone di essere uno spazio di dialogo tra Est e Ovest. Ricordiamoci che siamo ancora nel cuore, nel pieno della guerra fredda. Però appunto dal 1979 in avanti possiamo identificare l'apertura di una nuova fase, una fase che non è più una fase, diciamo, che potremmo chiamare minimalista, la prima, e neppure di transizione la seconda, ma una fase espansiva, quella degli anni 80 e 90. Un elemento di svolta in questo senso è rappresentato dalle prime elezioni del Parlamento europeo. Nel 1979, per la prima volta, i cittadini degli Stati membri delle comunità europee votano i loro rappresentanti al Parlamento europeo. Prima di allora il Parlamento europeo era una assemblea di delegati dei parlamenti degli Stati. Nel 1979, finalmente, anche in risposta a un'istanza che era emersa in maniera significativa da parte dei cittadini europei, soprattutto da quelle organizzazioni che se ne facevano portavoce, in particolare con l'approccio europeista, federalista europeo o più genericamente progressista, per la prima volta il Parlamento europeo diventa un Parlamento come quelli statali, almeno per quanto riguarda l'elezione diretta dei suoi componenti. E in questo contesto anche le questioni relative alla tutela delle minoranze, ai diritti linguistici, alla promozione della diversità linguistica e culturale, collegate altresì anche, per esempio, all'autogoverno territoriale, finalizzato anche a mettere a disposizione di istituzioni locali quei mezzi e quelle competenze necessarie per realizzare azioni e politiche di tutela, diventa oggetto del dibattito nell'ambito delle elezioni europee dell'estate, della primavera-estate del 1979. Ciò avviene nello Stato francese, ciò avviene nel Regno Unito, avviene in Belgio, avviene in Germania Ovest, avviene in maniera significativa anche in Italia. E a questo proposito può essere opportuno ricordare la figura di Gaetano Arfè. Gaetano Arfè, importante storico contemporaneista, giornalista, già direttore dell'Avanti e collaboratore di Nenni, ancor prima partigiano di Giustizia e Libertà. Nel 1979 è candidato per il Partito Socialista alle elezioni europee nella circoscrizione Italia Nord-Est. E proprio durante la campagna elettorale ha contatti particolarmente interessanti con esponenti delle comunità friulana e slovena del Friuli, che sollecitano il candidato Arfè, che probabilmente per il suo vissuto anche politico, culturale, può essere forse più sensibile di altri rispetto a una questione che riguarda giustizia, libertà, eguaglianza, democrazia, diritti fondamentali, a agire in caso di elezione a Strasburgo e a Bruxelles affinché l'Europa
in particolare le comunità europee, assumano iniziative di rilevanza politica su queste questioni anche al fine di condizionare in termini positivi gli stati che per esempio non sono così attivi in questo ambito. E tra questi stati purtroppo bisognava, e per certi versi forse bisogna ancora oggi, citare anche la Repubblica Italiana, nonostante l'articolo 6 della Costituzione ricordi che proprio la tutela delle minoranze linguistiche è uno dei principi fondamentali dell'ordinamento repubblicano. Nel 1981 il Parlamento europeo approva la prima risoluzione dedicata alla tutela delle minoranze e alla promozione delle lingue minoritarie. Una risoluzione il cui primo firmatario, il cui relatore è proprio Gaetano Orfè, su cui convergono anche altre proposte di risoluzione, una risoluzione che avrà anche il sostegno di Altiero Spinelli, che riconosce in questa tematica una tematica importante per la costruzione dell'unità europea. Diciamo che dal 1981 il Parlamento europeo assume più volte iniziative di carattere politico. Le risoluzioni del Parlamento europeo non hanno forza di legge, come è chiaro, ma hanno una, diciamo, la forza della autorevolezza del Parlamento europeo eletto direttamente dai cittadini. Tra l'altro hanno le prime due risoluzioni, entrambe promosse da Gaetano Orfè nel 1981 e nel 1983, permettono anche l'avvio in ambito comunitario di una linea di finanziamento per progetti di promozione delle lingue di minoranza. Quindi questa fase, anni 80 e anni 90, è una fase espansiva, sia in ambito comunitario, dove la questione tutela delle minoranze non era stata pressoché ancora mai considerata, sia in ambito del Consiglio d'Europa, ambito nel quale invece la questione era già presente da tempo, ma in questa logica di osmosi, collaborazione tra questi due ambiti istituzionali europei differenti, si giunge in particolare negli anni 90 a un forte riconoscimento di, diciamo così, di europeicità delle tematiche riguardanti la tutela delle minoranze e i diritti linguistici. Nel 1992 dalle comunità europee si passerà all'Unione Europea con il Trattato di Maastricht, in vigore dal 1993. Trattato di Maastricht che riconosce, tra l'altro, per la prima volta il valore della diversità linguistica e culturale non solo tra i diversi Stati membri dell'Unione, ma anche all'interno degli Stati membri medesimi. Nel 1992 all'interno del Consiglio d'Europa viene adottata la Carta Europea delle Lingue Regionali o Minoritarie, una convenzione sottoposta alla firma e alla ratifica degli Stati membri che dà tutta una serie di indirizzi operativi riguardanti la tutela delle minoranze, in particolare la promozione attiva, positiva delle corrispondenti lingue. Un paio di anni dopo, 2 anni e mezzo dopo, all'interno del Consiglio d'Europa viene poi anche adottata la Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, di cui già parlavamo in apertura. Continua questa fase espansiva almeno sino al 2004. 2004 possiamo considerarlo un momento di svolta non del tutto positivo per quanto riguarda il processo di integrazione, perché le grandi speranze anche favorite per esempio dall'idea di dotare l'Unione Europea di una Costituzione appunto vengono meno, perché appunto quel trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa, firmato poi a Roma
nel 2004 non viene ratificato da alcuni stati membri importanti, per esempio i Paesi Bassi e la Francia. E questo è un elemento in generale di crisi del processo di integrazione che in qualche maniera è speculare a un momento di crisi o di difficoltà delle istituzioni europee, in particolare di quell'ambito che fa riferimento all'Unione Europea, in relazione alla promozione della diversità linguistica e alla tutela delle minoranze. Entriamo proprio da allora nella fase nella quale ci troviamo ancora oggi, in cui per certi versi abbiamo appunto dei riferimenti, non ultimi gli articoli 21 e 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che con il Trattato di Lisbona hanno piena cittadinanza nell'ambito del diritto dell'Unione Europea. Però, d'altro canto, si notano alcune difficoltà di carattere generale che riguardano soprattutto l'Unione Europea e riguardano le politiche generali dell'Unione, che altresì si riscontrano con riferimento specifico alla tutela delle minoranze e alla promozione della diversità linguistica. Da una parte, sull'onda dell'entusiasmo e dei principi ribaditi in più occasioni, abbiamo avuto a partire dal 2000-2001 l'anno europeo delle lingue, tutte le lingue, comprese anche quelle di minoranza, la giornata europea delle lingue il 26 settembre, che si riferisce a tutte le lingue e quindi anche quelle in condizioni di minoranza. Abbiamo altresì una maggiore ulteriore attenzione nei confronti del multilinguismo, inteso come ambiente con più lingue, e del plurilinguismo, inteso come competenze individuali in più lingue. Nel frattempo, però, si riscontra un ritorno al passato, un riemergere dei nazionalismi dominanti che hanno altresì un impatto sia sull'Europa in generale, cosiddetto sovranismo di cui spesso si parla, sia in ambito statale proprio con riferimento alla tutela delle minoranze, che a questo punto diventa una lente di ingrandimento, una chiave di lettura, una cartina di tornasole per identificare in realtà in generale fasi espansive del processo di integrazione e fasi magari anche di difficoltà o di contraddittorietà come quella attuale. E con questo io ringrazio tutte e tutti quanti voi per l'attenzione che mi avete voluto dedicare. Mandi e ogni bene. Na svidanje, auf Wiedersehen, arrivederci.